Allora, oggi al nostro Hot Corner un altro grande ospite di Comandante, il film d'apertura, Andrea Ferrara. Come stai, Andrea? Molto bene. Che esperienza è stata vivere Venezia come film d'apertura? Perché già Venezia, già il concorso in più. È un'esperienza che parla da sé, un'esperienza che mi ha dato tantissimo, che continua a darmi tantissimo, perché l'esperienza del comandante non si è certo conclusa con la prima, anzi adesso ci sarà... il film uscirà il 1° novembre, Sì, no? adesso c'è la distribuzione e sembra che di fatto ci sia anche una lotta, un dibattito in corso sull'etica del film, eccetera, e devo dire è una cosa che da una parte può lasciare un attimo basiti, dall'altra mi fa piacere perché se si dibatte su un qualcosa Sì. vuol dire che ha lasciato il segno. Soprattutto in Italia poi, Sì, no? È soprattutto meglio in che si Italia. dibatte. Senti, parlaci del tuo personaggio, che è un personaggio che ha un passaggio chiave nel film. Sì, ne ha due in realtà. Ne ha due in quanto prima di tutto è una persona con la quale il comandante Todaro crea un legame di fiducia e un legame umano Sì. che ha come espediente il trick, la manovra del fuoco a intro, tipica manovra utilizzata dai soldati e dai marinai sassaresi, sardi, che appunto per non farsi vedere in trincea fumavano al contrario. Esatto, Grazie a questo piccolo espediente sì. si crea questo contatto, questo legame tra questi due personaggi. Poi durante la sparatoria, durante il combattimento contro il caccia, Mulargia riesce ad abbattere questo aereo, salvando così la vita di tutto quanto l'equipaggio, e così facendo si guadagna la fiducia sia professionale che umana di Todaro. Esatto. E poi c'è il secondo passaggio chiave, che è quello che a mio parere è quello fondamentale, ovvero quello in cui Todaro riesce a calmare e a mettere a proprio agio, con la severità compassionevole di un padre, il mio personaggio, cioè Pietro Mulargia, in un momento in cui la paura e il terrore della morte lo portano a compiere un gesto molto estremo. E io penso che questo sia un fattore che rende fondamentale, o comunque sia che mi rende fiero del mio ruolo, perché Pietro Mulargia rappresenta quello che ognuno di noi vive nei confronti delle situazioni estreme, di rischio, dove c'è da fare un sacrificio. Sì. Noi talvolta non ce ne rendiamo conto, ma all'interno della nostra umanità possiamo perdere il controllo, specialmente nelle situazioni estreme, e pensare o noi o loro. Esatto. E noi talvolta diciamo, noi italiani, noi europei, noi in generale, noi diciamo noi e non loro. Salvatore Todaro è una figura che ha avuto il coraggio di dire tutti insieme, nessuno viene lasciato indietro, nessuno morirà. E così succede, e questo è ciò che mi rende fiero di questo personaggio e che mi rende felicissimo di aver preso parte a questo progetto. Senti, che set è stato? Abbiamo avuto Giuseppe Brunetti l'altro giorno, abbiamo avuto Johannes che ci ha raccontato ieri Virix, e tutti ci hanno raccontato di questa famiglia gigante praticamente, no? Con De Angeli, questi padri, De Angelis, Favino. Ma se De Angelis e Favino possono essere visti come padri, allora Giuseppe e Johannes possono essere visti come i miei fratelli più grandi. Sì, o cugini, fratelli, sì. Ma io li chiamerei fratelli perché comunque questa è stata, secondo certi aspetti, la mia seconda esperienza cinematografica. Ho già lavorato su un set 7 anni fa con Sergio Rubini, ma un film di questa portata non mi era mai capitato, e quindi ero molto spiazzato e mi sono ritrovato circondato da persone che invece avevano più esperienza, mi hanno messo a mio agio, mi hanno guidato durante tutte le riprese. Come comandante? Grazie al mio agente Leonardo Pilotti, che mi ha permesso di accedere ai provini in presenza. Là ho conosciuto Gabriella Gianattasio e Marco Matteo D'Anacattan, che mi hanno provinato e hanno creduto in me nonostante appunto io non avessi tutta questa esperienza. Mi hanno dato loro la possibilità di conoscere Edoardo De Angelis al secondo provino e poi al terzo e al quarto, e poi è avvenuto questo beneficio, si è manifestato questo beneficio, e così sono entrato nel cast di comandante. Tra l'altro poi il comandante, il cast è un cast di facce proprio, no? Ognuno è veramente un mondo a sé, anche perché rappresenta per ognuno, no? Una parte dell'Italia, una regione, un mondo. Chi è il tuo attore preferito invece? Il mio attore preferito in questo momento è Michael Shannon. Io sono rimasto impressionato dalla sua interpretazione sin da principio, quando l'ho visto in 8 Mile, che è un film che non posso non adorare, anche perché ho un background che ha molto a che fare con la cultura hip hop.
ho amato la sua interpretazione. Poi l'ho visto in Revolutionary Road e mi sono inchinato, l'ho visto in Animali Notturni, mi sono inchinato un'altra volta. Forse è il mio preferito. In quel ruolo veramente... Lo sceriffo che sta per morire. Sì, un'interpretazione magistrale, ma non solo quello, cioè anche in film, passatemi il termine, meno strappalacrime o diciamo meno, mi verrebbe da dire, impegnativi dal punto di vista viscerale. Penso a un capolavoro, Knives Out, no? Che è anche quello un film corale. Michael Shannon è spettacolare. Lui porta via sempre il suo. Sì, lui perché comunque veramente riesce con la sua unicità, data dal suo volto, dalla sua profondità, a creare un qualcosa, un momento che non puoi non dimenticarti. È una mia grande fonte di ispirazione. Devo essere onesto, io ho un debole per i caratteristi in generale. Quelli che stanno un passo indietro però fanno la differenza. Stanno un passo indietro, direi che fanno 3 passi indietro per poi fare un balzo in avanti, come il leone con la gazzella. Sì. Che poi sono quelli, no, come nel calcio, quelli che passano la palla a chi segna. Poi, o che talvolta possono anche arrivare loro a fare gol. Scusa se rilancio sempre, ma sì, ma è vero. Veramente... il cinema italiano ha fatto di grandi caratteristiche, soprattutto il grande cinema italiano della commedia. Sì. Anzi, devo dire che una delle grandi qualità di questo film, così come di Edoardo De Angelis, è la sua capacità di poter ridare valore al volto italiano nelle sue particolarità, anche lontane da ciò a cui siamo abituati, anche lontane dalla pulizia. Io stesso personalmente mi considero non totalmente un volto pulito, mi considero un volto con le sue particolarità e con le sue peculiarità. E è quello il bello però. È quello che mi ha permesso di valorizzare il personaggio e questo penso che sia un grande messaggio. È un qualcosa che vale per tutti i personaggi del film. Assolutamente. Allora noi aspettiamo il 1° novembre. A casa che dicono? A casa sei venuta a Venezia, mostra, apertura? Allora, premesso che a casa mi hanno seguito, mia madre, mio padre e mio fratello. Sono qua? No, sono partiti adesso, però loro sono venuti a vedermi sul red carpet commossi. Erano già commossi quando hanno saputo che... Questi sono loro probabilmente che stanno partendo. Questi sono loro che... erano già commossi quando hanno saputo che ero stato selezionato. Mi hanno sostenuto sin da quando ho deciso di intraprendere questa strada così ardua che è quella dell'attore. Per tutto questo percorso hanno versato lacrime di gioia. Durante il red carpet mia madre non ha fatto altro che trattenere le lacrime, mio padre è stato molto orgoglioso, mio fratello mi ha sostenuto sin dall'inizio. Quindi sì, è una gioia collettiva. Perfetto, giustamente come comandante, è un film collettivo. Andrea Ferrara, Lot Corner, grazie mille. Grazie a voi per il vostro tempo, è stato veramente un piacere. Grazie.